intanto arriva un cartellino giallo e anche le proteste. E Pontisso, Marotta, Arma, pronto anche Cappelletti, c'è sempre pronto anche Zonta, grande mucchiata in aria, colpo di testa, la palla in rete, la sblocca il Vicenza con Pontisso, Simone Pontisso al 33esimo, il colpo di testa sulla punizione di Jari Van de Putte. Pontisso sulla mischia, palla però che riesce a raggiungere ancora Arma in verticale, qui vince il rimpallo, attenzione davanti al portiere Arma e poi in seconda battuta il Vicenza la chiude con Saraniti per il 2-0 biancorosso proprio allo scadere della partita. Nell'abbraccio del Vicenza l'ex Lecce ha messo la parola fine di questa